L'incremento dei costi che oggi vediamo in maniera drammatica nelle bollette è partito nella primavera 2021. Il tutto si è scatenato in seguito alla ripresa economica. La ripresa economica post-Covid ha portato a una forte concentrazione di domanda a livello mondiale, in generale delle materie prime, parliamo anche delle materie prime inteso come rame, silicio, le terre rare in genere, che poi hanno portato a una corsa a rialzo di prezzi anche delle materie prime energetiche, quindi il carbone piuttosto che il petrolio e il gas. Questo è stato il primo effetto, a cui poi si sono sommati dei meccanismi tipici del mercato, ovvero l'estate scorsa siamo arrivati dopo un inverno non particolarmente freddo ma sicuramente lungo, che ha portato quindi a un ritardo nel riempimento degli stoccaggi. È tipico del mercato del gas nel periodo estivo riempire stoccaggi a prezzi convenienti per poi utilizzare questo gas nel periodo invernale. Quest'estate, appunto per gli effetti che dicevo, la campagna di riempimento di stoccaggi è andata lunga. Questo quindi ha portato ad arrivare a ridosso dell'inverno, quindi verso ottobre, tra fine di ottobre e inizio di novembre, con riserve di stoccaggio a livello italiano, ma in generale a livello europeo, perché non dimentichiamo che gli effetti che noi registriamo nel mercato italiano sono collegati in generale agli effetti del mercato europeo e del mercato globale. Ha portato quindi ad avere una giacenza di stoccaggio inferiore rispetto alle attese e questo ha contribuito ad innalzare i prezzi. Infine, un altro elemento strutturale sicuramente rilevante è l'innalzamento dei costi dei diritti di inquinamento, la cosiddetta CO2. Giusto per ricordare un numero, all'inizio del 2021 costavano circa 30 euro a tonnellata, alla fine del 2021 siamo arrivati a quasi 85 euro a tonnellata. Questo ha sicuramente contribuito in maniera significativa all'innalzamento dei prezzi perché chi produce energia elettrica utilizzando gas naturale è tenuto al pagamento di questi diritti, di cosiddetti diritti di inquinamento. Infine, non da ultimo, particolarmente in questi giorni, ma ormai già la tensione è partita da diversi mesi, la questione tra Russia, Ucraina e in generale l'Europa, questa forte tensione geopolitica che sta inevitabilmente impattando su quelli che sono gli equilibri tra domanda e in particolare offerta. Non dimentichiamoci che circa il 40% del consumo europeo di gas naturale è coperto dalla Russia. Questo sta sicuramente danneggiando in questo momento il livello dei prezzi. Ma innanzitutto la nostra azienda ha immediatamente recepito gli interventi che il governo ha messo in campo a partire dal 1° di ottobre, penso alla diminuzione dell'IVA portandola al 5% che riguarda il segmento famiglie, in questo caso questo tipologia di interventi, piuttosto che l'azzeramento degli oneri generali di sistema. Sono stati interventi che noi abbiamo immediatamente recepito e riconosciuto fin dalle prime bollette di ottobre ai nostri clienti, ma poi in particolare abbiamo posto particolare attenzione a tutto quello che è il mondo rate. Noi abbiamo un sistema di rateizzazioni che, giusto per dare un numero, nel 2021 noi abbiamo concesso circa a 20.000 clienti abbiamo concesso rate e questo sistema noi l'abbiamo implementato, è un sistema a tutele crescenti che prevede ad esempio per le famiglie seguite dai servizi sociali, qualora il comune abbia sottoscritto con noi un protocollo d'intesa, un trattamento di rate ancora più agevolato che va addirittura oltre quello che oggi l'autorità ha prospettato a partire dal mese di gennaio. Altri interventi che noi proponiamo ai nostri clienti sono in generale interventi relativi all'efficientamento energetico. Noi proponiamo soluzioni tecnologiche, quindi penso a caldaie piuttosto che impianti fotovoltaici, che vanno nella direzione del contenimento dei consumi per quanto riguarda le caldaie, essendo caldaie ad alta efficienza, piuttosto che la produzione diretta di energia elettrica attraverso impianti fotovoltaici. A tutto questo si sommano delle cosiddetti consigli sull'uso consapevole dell'energia. Andando nel nostro sito c'è un'area dedicata si chiama Sostegno a Scotrade, in cui raccogliamo tutto ciò che ho appena raccontato, oltre che proporre ai nostri clienti delle buone pratiche di comportamento per ridurre i consumi. Ad esempio, ricordo che diminuire di 1 grado la temperatura in casa equivale circa a risparmiare il 7% di costo della bolletta del metano.
Certo, l'attenzione di Ascotrade, ma in generale del gruppo a cui appartiene, il gruppo ERA, nei confronti della transizione ecologica, transizione energetica, è un'attenzione fondamentale, quindi adottare comportamenti efficienti, comportamenti consapevoli nell'uso dell'energia, da un lato aiutano in questo particolare momento il cliente, l'utente che si trova ad affrontare spese energetiche rilevanti, dall'altro aiutano sicuramente l'ambiente in cui viviamo e vanno nella direzione di quel percorso inevitabile che è giusto continuare a promuovere e a percorrere, che auspichiamo porti anche ad un nuovo equilibrio tra domanda e offerta e quindi anche a costi dell'energia a livelli più sostenibili rispetto a quello che ci troviamo tutti costretti oggi ad affrontare. Il dialogo con il territorio è sempre stato un dialogo estremamente proficuo ed attento. Penso in particolare, l'ho citato velocemente prima, al protocollo servizi sociali. Appunto, noi con circa 15 comuni della provincia di Treviso, penso a Pieve di Soligo, a Treviso, giusto per citarne un paio, abbiamo sottoscritto questo accordo che appunto pone una particolare attenzione da parte nostra nella gestione dei clienti che sono, dei nostri clienti che sono seguiti dai servizi sociali. Penso ad altre iniziative che magari sono meno centrate nel problema energetico di oggi, ma che guardano comunque al nostro sostegno al territorio. Penso ad esempio a DigeLode, un'iniziativa che abbiamo lanciato con le scuole del territorio, volta a promuovere, anche qui il discorso che facevamo prima, l'uso digitale degli strumenti collegati al consumo energetico, la bolletta elettronica, la domiciliazione bancaria, quindi una serie di iniziative che evitano l'uso di risorse o lo spostamento. A fronte di questo andiamo a riconoscere alle scuole che insistono nei territori dove i nostri clienti agiscono questi comportamenti degli aiuti economici, parliamo di 25.000 euro quest'anno, degli aiuti economici da spendere per interventi nel mondo digitale, quindi acquisto di beni digitali piuttosto che corsi di formazione per gli studenti nel mondo del digitale. Queste sono iniziative concrete che Ascotrade mette in campo, che ha sempre messo in campo e che vanno nella direzione del rapporto col territorio, di sostegno al territorio, di dialogo con il proprio territorio. Per concludere ricordo come iniziative per il territorio lo sconto famiglie, quest'anno è il 12° anno che portiamo avanti questa iniziativa, è uno sconto dedicato alle famiglie che si trovano in condizioni di disagio economico, quindi un ISEE inferiore a 18.000 euro e in mancanza di reddito diretto, piuttosto che ISEE inferiore a 13.000 euro indipendentemente dalla condizione lavorativa. Questa è un'iniziativa appunto che ricordo è partita 12 anni fa, che continua ad esserci, basta andare sul nostro sito, scaricare i documenti necessari da produrre e si può ottenere questo sconto che va ad aiutare sicuramente le famiglie che si trovano in condizioni di disagio.